Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su PES 2013, ragazzi, debutto con il Milan, preliminari di UEFA Champions League, Valencia, Milan, dovevamo entrare in Champions League ragazzi, e il veneziano fa il debutto con la maglia dell'AC Milan di Milano, il sogno si è realizzato ragazzi, siamo allo stadio Mestalla e il Milan debutta in questa Champions League nei preliminari, eccolo qua ragazzi, devo cambiare male, devo scaricare le patch 6.0 ma non ho mai coglioni. E andiamo. Debutto del Comandone in UEFA Champions League e soprattutto con la maglia del Milan. Mamma che tensione ragazzi, mamma che tensione, Pablone piatti. Pablone. E adesso col Milan voglio vincere tutto. E voglio soprattutto vincere la classifica capocannonieri e il pallone d'oro. E il Ballon d'Or, e il Ballon. Intanto Piatti, attenzione perché il Milan non è una grandissima squadra purtroppo, ha tanti problemi. Il Comandone entra in area. È tratto con i capelli del primo anno. Il Comandone prova il tiro impossibile, c'è un Eurogol, cosa ha fatto il veneziano? Cosa ha fatto? 14 minuti, primo gol con il Milan. Gol d'autore ragazzi, questo è un fenomeno, questo è un fenomeno. Passa le profondità, attenzione, il Comandone vuole il secondo, il Comandone, golazzo del Comandone, 2 gol, doppietta nella prima partita con il Milan. Il Comandone è partito abbastanza bene, guardate che classe, mamma mia che gol, che inizio per il talentissimo veneziano. Niente da fare, dai comunque arriva il 2-0, dai che arriva il 2-0, fischia arbitro, sì, ottimo 2-0. Vai, ragazzi, primo di campionato, Parma-Milan. Dopo il doppiettone comandiano, alla prima con l'AC Milan di Milano, vogliamo anche i primi gol in Serie A. Vai ragazzi, si torna con Sky Sport, galloppa. E il Milan come obiettivo ha quello di vincere tutto perché è uno dei più grandi bomber della storia, il Comandone veneziano. Mariga. Galloppa. Attenzione, c'è il gol del Parma, incredibile. Gol del Parma. Ma porca puttana, 1-0 per il Parma. Ah, Dio, brutto inizio in campionato. Devo subito pareggiare. Bravissimo. Dura, il Milan chiaramente non è ai livelli di Chelsea e Madrid. Ma c'è un Comandone forte. Bellissima azione, queste gol. 1-1. Pareggio del Milan. Grandissimo De Nigelone. Grandissimo assist veneziano, un cioccolatino per De Jong che non può sbagliare. 1-1. Grandi ragazzi. Gobbi. Salino. Vai ragazzi, vai Escia, mettimela in mezzo e cantiamo. Vai Escia per il Comandone, incornata, primo gol in Serie A con la maglia del Milan. Parma 1, Milan 2, rimonta completata. Grande Shaarawy che ha fatto veramente un numero d'alta scuola, Escia con un cross al bacio e il Comandone di testa la insacca. Salino. Finita ragazzi, ottima vittoria al Tardini. Vai Comandone, il Comandone si invola e c'è il gol! Il Comenda non perdona, cecchino incredibile. Torino 0, Milan 1, Comenda veneziano. Sono i soliti gol del Comandone questi, 1 contro 1, insuperabile. Grande Milan. Ottimo 1-0. Gol del Torino, incredibile. Che dormita della difesa rossonera. Gol del Toro. Non me l'aspettavo proprio. Vai Fiore, dobbiamo reagire. Da Dani Young.
Bravi. Il comandone la dà Escia. Bellissima azione del Milan, ed El Shaarawy, 2-1 per il Milan. Stefan El Shaarawy, il piccolo faraone. Grande Milan. Grandissimi rossoneri, 2-1, che cazzo. Adesso dobbiamo chiuderla, ragazzi, dobbiamo chiuderla, click. Un bel cross, il comandone svetta di testa e c'è la deviazione del Toro. Incredibile, siamo anche poco fortunati purtroppo. 78esimo. Ma il comandone svetta, tira e c'è il gol! Gol di rapina comendiano, 3-2, 3-2, doppietta veneziana. Mamma mia, questo è il classico gol del centravanti, ragazzi, eccolo qua. Eccolo qua, il classico gol del centravanti. Oh, che tiro di merda, mamma mia, che tiro di merda. 3-2 per il Milan comunque allo Stadio Olimpico, ragazzi, risultato pesante. 2 vittorie fuori casa, le prime 2 giornate sarebbe bello. Dai che il Milan c'è. Dai che il Milan c'è. E ancora lanciato il comandone. Il comandone è entrato in Serie A alla grande dopo l'esperienza del primo anno al Verona. Dai, prendila, prendila. Attenzione il Toro, ma è finita. Un grandissimo 3-2. Sì, di Champions League, Chelsea, Benfica e Sochaux. Ragazzi, ritroviamo il Chelsea. Sarà un match veramente bello perché il Chelsea è una squadra che mi sta molto molto a cuore dopo il triplete. Hazard ha vinto il premio UEFA Best Player 2016-2017. Ancora Hazard, complimenti. Grande venezianone. No, no, che cazzo. El Shaarawy gol. Sì, grandissimo Elsha. Grandissimo faraone. 1-0 Milan. Un gol alla comandone proprio. Grande Elsha. Grande, grande Elsha. Pasquato, Riverola. Riverola. Prova a fare i numeri. Il comandone fa qualcosa di strepitoso. Tira, c'è il gol. Gol di Niang, ragazzi. Ha segnato Niang. Il calcio è strano, è incredibile. Ha segnato Niang su un missile comendiano. Grande Comenda. Riverola. Natali. Grande, comendissimo. Krin. Klitsch. Sorensen. Gabbiadini. Dai che è fatta anche questa, dai che arriva un'altra buona vittoria. Bravi ragazzi, alla fine comunque portiamo a casa il risultato. 9 punti, allora, 3 partite. Ragazzi, debutto a San Siro. Allora adesso voglio provare a vedere in Serie A con 5 minuti come va, perché io pensavo di fare ancora 3 stagioni, perché adesso veramente è uscito Roma, deve uscire GTA e là veramente voglio fare tantissimi gameplay, anche 50 al minuto. Poi FIFA e PES nuovi, quindi nuove modalità, e Formula 1, quindi il tempo purtroppo non posso registrare 24 ore su 24, magari, però purtroppo devo fare anche altre cosette, o per fortuna, dipende dai punti di vista e dalle cose da fare. Quindi adesso proviamo con i 5 minuti e vediamo quanto difficile è. Io magari abbasso la difficoltà campione, così magari è un po' più semplice, cioè leggermente più semplice, vediamo, perché se no non ce la faccio a finire, cioè a fare 3-4 stagioni con 10 minuti, perché io devo finire per il 26, voglio finire, e oggi siamo già l'11, contando che non registro sempre PES, è veramente quasi impossibile. Adesso vediamo, se proprio vediamo che fa schifo 5 minuti, allora riprendiamo con i 10, magari faccio meno stagioni e finisco la carriera. Purtroppo mi sono preso tardi con PES, cioè praticamente mi pare a luglio, gli ultimi di luglio, i primi di agosto ho cominciato, quindi ho cominciato troppo tardi purtroppo, però con PES 14 cominciamo subito, così ho tempo di fare anche 32.000 stagioni. Andiamo comunque a Milan.
AC Milan vs Lazio. Kumendone, Perescia. Debutto a San Siro per il Kumendone veneziano. Uno striscione per il Kumendone con scritto Kumendone, sei il più grande bomber della storia dell'umanità. Vai Kumendone. Vai Kumendone. Abbiamo 5 minuti. Vladimir. Vai Comendissimo. Close. Candreva. Vai Comendissimo, vai Comendissimo. Voglio vincere con la Lazio, voglio vincere questo campionato. Cazzo, voglio vincere la Serie A col Milan al primo anno. Dai, passala però, madonna che lento. Ledesma. La cosa bella è che in 5 minuti non hai tantissimissimo tempo e quindi hai l'ansia che devi segnare per forza e quindi hai più, diciamo, c'è quella grinta in più che 15 minuti sei tranquillo, tanto prima o poi il gol lo fai. Invece così è molto più difficile, anche se il livello è di una tacchetta più basso. Vai, vai Balo, vai Super Mario, vai Super Mario. Ah, vaffanculo, Miguel. Peronasi. Bravo Zapata. Hernanes. Close di testa, ancora Zapata. Hernanes. Vai, vai, vai Comendone, niente da fare. Close. Beh, il recupero del Comendone non è fallo, bravissimo. Attenzione, numero Ma Gonzalez recupera. Andre Diaz, Onasi. Ederson. Dai Zapata, ma che sboccio, passala in avanti sta palla. Vai Comendone. Passala, bellissimo. Dai che la possiamo segnare. Dai che la possiamo segnare di testa il Comendone, niente da fare. Dai che roba nostra, vai Montolivo. Il Comendone entra in area, il Comendone parata. Cosa mi ha parato alla fine Vladimir? Abate per Montolivo. Vai Comendone di testa, niente da fare, finita 0-0. Che sfiga. Ripassala, passamela su. Vai Escia, entra in area Escia. Ma no, dammela più sai. Ma vaffanculo, va. Certo che potevamo segnare, però se Sharawi me la dava a me, no, doveva fare il cross. Ma Dio, 5 di recupero comunque, finita. 0-0. Beh ragazzi, partita contro il Chelsea, prima giornata di Champions League, proprio contro la mia ex squadra. Ora proviamo ancora 5 minuti, fatalità abbiamo beccato due squadre più forti. Vediamo se con 5 minuti è proprio difficilissimo segnare. Vai. Balotelli. Voglio segnare contro il Chelsea. Renato Augusto, Mata. Mourinho ha abbracciato il Comendone prima della partita. Rafinha per a che? Dai Milan. Perché voglio fare una Super Champions League. Vai Balo. Cahill recupera Azpilicueta. A che? Attenzione a Mata. Attention, c'è Mata. Occhio Lukaku, c'è il mamma mia, palo. Hazard, c'è il gol. Il pallone d'oro Hazard la mette dentro. Chelsea 1, Milan 0. Non siamo ancora pronti per la Champions. Prendere un gol così dopo 11 minuti non è un bel segno. Ma chi se ne frega, il Comendone fa 3 gol. Adesso il Comendone fa 3. Rafinha.
Adesso 3 gol. Ha promesso 3 gol e sono 3 gol. Oh, come non le nostre robe. Lukaku. Lukaku, Renato Augusto, Renato Augusto, Renato Augusto. Stiamo soffrendo, ragazzi, stiamo soffrendo. Hazard. Vai, 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 vai. Vai il Comendone, prova il tiro, il Comendone, cazzo. Che sfiga. Dai, mettiamola in mezzo. Di testa, che tiro di merda. Dai, Milan, dai. Check. Hazard. Lukaku, Lukaku, Lukaku 2-0. Bene, abbiamo capito che però in 5 minuti i gol si possono fare. Non è un problema di tempo. Il problema è che li ha fatti il Chelsea però. Vabbè, me l'aspettavo, insomma, purtroppo. Chelsea è troppo superiore secondo me. Poi c'è Hazard, ragazzi, che è una roba devastante. Niente, non riesco a fare un cazzo. E qua non c'entrano niente i minuti, ragazzi. Non tocco palla, non tocco palla. Hazard, Hazard, Hazard. Il piccolo Hazard. E c'è il 3-0. Madonna, grande portiere. Lanciami. Vai, vai Balo, niente da fare. Bertrand. Bertrand, Bertrand. Fine primo tempo, un 2-0 veramente meritato, cioè il Chelsea sta giocando molto molto bene. Brutto inizio di Champions per gli uomini di Allegri. Rafinha. Il Comendone ha attaccato a poche palle purtroppo. Oh, c'è Christiansen. Passala. Bravo. Matta recupera, troppo forte questo Chelsea. Centrocampo veramente padrone. Il Chelsea è padrone del centrocampo. Sì, Juventus, Rafinha, scusate ragazzi, una... Mamma mia che vareggi. Dai Balo. Esce check, l'impenetrabile. Vai Cume, vai Cume, vai Cume, vai Cume, vai Cume. Prova il Comendone. Ma che cazzo era? Ma che cosa vuoi fare le finezze? Giochiamo semplici questo Chelsea. Recupera Cahill, niente da fare. Forse la squadra più... Insieme al PSG sono le due squadre più forti in questo momento, in questa modalità, diventa un mito. Cioè in questa carriera sono le due squadre più forti a mio parere. Sono anche le squadre che hanno vinto di più. Hazard. Bravi ragazzi. Dai, posso provare il filtrante. Comandare ancora, ma che cazzo di tiri sono? Male, oggi proprio male. Tipo Real Inter. Ma dai, ma va a fare in culo, ma che cazzo? Hazard, mamma mia, quando giochiamo così mi girano proprio i coglioni. Renato Augusto per Lukaku, 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 Lukaku. Lukaku e c'è il miracolo del portiere. Ma chi sei in porta? Amelia? Gabriel, oh madonna. C'è Gabriel, Omar Battistuta in porta, fe. 2-0 per gli uomini di José Mourinho. Hazard. Buttala via. Ma come mai passarla così, ragazzi? Sono i fondamentali del calcio, Dio santo.
Rafinha, Rafignone, lanciami su, ma subito Balotelli al posto di trombarti Fanny. Vai Comendone. Partita veramente orribile, Chelsea troppo superiore. Dai Balo, niente da fare. Lukaku, Comendone dal passaggio. Azpilicueta, calcio d'angolo, ultima occasione per fare almeno un gol. Il Comendone dalla carica, ma lei è dura. Vai Comendone, staccala e c'è il... per poco ragazzi. Ancora corner. Esce anche Gabriel dalla porta. Vai Comendone, ma vaffanculo va. Niente da fare, un 2-0 per il Chelsea, meritatissimo. Finita. Buono ragazzi, era un bel inizio in campionato, un po' meno in Champions. Per il momento teniamo sti 5 minuti. Ragazzi, decidete voi, o faccio una stagione solo da 10 minuti o 3 stagioni da 5. E poi finiamo perché ragazzi non vedo l'ora di cominciare la nuova Master League. Cioè, tutte le decisioni sono vostre, nel senso, gli acquisti li decidete voi, dove andare a giocare, allenare, lo decidete voi. Quindi alla fine sarà una Master League meravigliosa secondo me. Poi c'era anche FIFA, poi vabbè GTA, ma sapete insomma, con Rome, Amnesia è iniziato il ciclo dei nuovi giochi della stagione. Quindi niente raga, aspetto un commentino. Il Comendone comunque segna sempre. E niente, speriamo nel ritorno contro il Chelsea nel girone di spaccargli il culo, perché mi sta un po' sulle balle su 2-0. Raga, un saluto al Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.